Le mani possono essere un veicolo di contagio? Certamente, in quanto possono toccare superfici contaminate e poi essere portate alle mucose, bocca, naso e occhi, determinando in questo modo un possibile contagio. A cosa servono i guanti? I guanti servono ad evitare di toccare con le mani droplet che possono essere presenti sulle superfici, ma bisogna fare molta attenzione nel loro impiego, in quanto possono costituire una fonte ulteriore di contaminazione. In che senso? Nel senso che se con i guanti sporchi si toccano anche le superfici pulite, che poi vengono toccate con le mani da noi e da altri, si contribuisce a una diffusione del contagio al posto di limitarla. E allora? È fondamentale lavarsi spesso e bene le mani, con acqua e detergente per almeno 60 secondi e ricordare che i guanti devono essere sempre rimossi correttamente alla conclusione di un'operazione o quando si abbandona un'area o una postazione. I guanti vanno quindi cambiati molto frequentemente. Come li tolgo? Devo sfilarli senza toccare la parte esterna con le mani. Se porto i guanti, devo lavarmi le mani quando li tolgo? Sì, sempre. Una volta tolti, posso rimetterli? No, sono monouso, quindi vanno impiegati una sola volta. Quando li rimuovo, dove li butto? Devono essere riposti nell'apposito contenitore per questa tipologia di rifiuti e successivamente devo lavarmi le mani.